Buona serata, ben trovati, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio sportivo di venetoglobe.com. L'appuntamento arriva come di consuetudine sulla nostra web tv www.venetoglobe.com e da questa settimana anche sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia di Caffè TV 24, un Caffè TV 24 che ci mette in onda un po' in tutta Italia, o quantomeno nel nord Italia, quindi andiamo a trovare, lo recupereremo anche nelle prossime giornate, nelle prossime nostre edizioni, il cartello dove vi spieghiamo su che frequenze ci potrete ascoltare nelle regioni del nord Italia su Caffè TV 24. Comincia lo sport e allora cominciamolo con il nuoto. Nuoto nella bufera con il caso Magnini. Al nuotatore 4 anni di squalifica per tentato doping. Il pesarese in ogni caso è furibondo e ha accusato il procuratore antidoping. Ora l'appello e poi il TAS e poi un libro da scrivere per Magnini. Notte di Champions per quanto riguarda il calcio, le italiane ieri sera l'Inter contro il Barcellona ha pareggiato per 1-1, ottimo risultato. Nel gruppo C il Napoli è andato in campo contro il Paris Saint-Germain di Buffon e ha pareggiato anch'esso per 1-1. Oggi tocca alla Juventus contro il Manchester United di Mourinho e la Roma a Mosca con il CSKA di Mosca per l'appunto. Si è parlato e si parla di coppe anche nel basket di Serie A1 con il Venezia che ieri sera a Bonn per la quinta giornata ha vinto e tra l'altro ha vinto anche piuttosto bene riprendendo la sua marcia nelle coppe dopo la sconfitta interna al Tagliercio contro Tenerife. Oggi toccherà a Bologna contro il Besiktas e Avellino contro il Banvit. La Serie A per quanto riguarda il calcio attende la prossima giornata, non ci sono scossoni, non ci sono novità, c'è soltanto la Coppa e la Champions da cui attendere, domani l'Euroleague, scusatemi. In Serie B invece il Livorno fa scoppiare un caos totale per l'appunto a Livorno. Via Lucarelli potrebbe arrivare, usiamo il condizionale ancora perché non è stato confermato al 100% dalla società, potrebbe arrivare Breda, per lui ci fu l'ultima stagione al Perugia e sempre a Livorno si sono dimessi anche i presidenti della famiglia Spinelli. A Padova lascia la panchina invece Bisoli e il suo posto viene preso dal rientrante Foscarini. Per lui ci sono stati ben 10 anni alla Cittadella, tra l'altro di grandi successi, di grandi risultati, a parte l'ultimo anno quando appunto perse la panchina, però diciamo che Foscarini ha lasciato veramente un segno importante in quel di Cittadella. Adesso va a riaprire o va ad aprire un nuovo ciclo, speriamolo per lui, in quel di Padova. La Serie D, Girone C, nona giornata, fa registrare domenica prossima un derby, quello tra San Donà e Montebelluna, che interessa da vicino l'unica trevigiana del girone, il Montebelluna di Checco Feltrin. Molte, non per dire, quasi tutte anticipate al sabato, sono le gare di questo campionato. Per quanto riguarda appunto il Montebelluna, si gioca sabato anche in questo caso. L'Eccellenza non ha grandi novità, non ha grosse notizie da riportarvi, soltanto quella dell'Istrana, tra Istrana e Liventina si rigiocherà il 14 novembre prossimo in attesa poi di completare il quadro completo e quindi siamo pronti per lasciare il calcio da parte e occupandocene, naturalmente ce ne occuperemo domani dettagliatamente andando a scoprire le prossime giornate, mentre di basket vogliamo parlare con la TVB che in casa ha vinto contro Verona domenica per 75-66. È stata una vittoria importante anche perché c'è stato parte dell'incasso devoluto agli alluvionati della provincia di Belluno e non solo. Andiamo però a sentire ai microfoni della nostra Valentina Dalmas il giocatore Lorenzo Uglietti, uno dei migliori. Eccolo. Con Lorenzo Uglietti, la vittoria di oggi ci voleva? Sì. Dovevamo subito riscattarci dalla brutta sconfitta, dalla brutta e dalla brutta figura che abbiamo fatto a 100, soprattutto in difesa, dove abbiamo perso praticamente per l'1 contro 1 e i rimbalzi d'attacco.
L'abbiamo fatto discretamente, abbiamo concesso 66 punti agli avversari, quindi devo dire che il piano partita è stato rispettato bene. Lorenzo, sì, la vittoria di oggi però dovete un attimo migliorare in quanto nella difesa sicuramente. A tratti avete perso lucidità. Sì, no, ci stanno gli alti e bassi e i break avversari, come abbiamo fatto anche i nostri. Però devo dire che oggi abbiamo fatto un lavoro discreto, grazie anche al pubblico che ci ha dato una mano nel momento di difficoltà. Abbiamo fatto un buon lavoro secondo me, però dobbiamo continuare a lavorare perché la parte bella deve ancora arrivare. Esatto, la parte bella ci sarà a Mantova in trasferta, importante portare anche una vittoria in trasferta. No, certo, sicuramente, dopo la trasferta di 100 sicuramente. Loro hanno fiducia dopo la partita alla Fortitudo a Bologna, anche se hanno perso, però sono stati in partita a 3/4, quindi non sarà facile. Bocca al lupo. Grazie. E con Valentina Dal Mas apriremo anche una sorta di nuova rubrica, magari ne parleremo più avanti, andremo proprio sotto le curve. Questo è un invito agli amici delle curve naturalmente a concedersi alla nostra Valentina per dichiarare, per fare delle dichiarazioni appunto sulle partite e sugli avvenimenti, sulle iniziative che porteranno avanti. Quindi sotto le curve, e non soltanto magari quella della TVB ma anche quella dell'Imoco o del rugby, insomma ne parleremo più dettagliatamente. Parliamo proprio di Imoco Volley Conegliano, che è andata a vincere contro la Saugella di Monza sabato scorso a Monza per 3-0, ancora in anticipo tra l'altro televisivo. Adesso tutti gli occhi sono puntati ad un altro anticipo sabato sera, anticipo televisivo più che mai, per la Supercoppa che mette di fronte la formazione dell'Imoco Volley Conegliano e l'Igor Gorgonzola Novara. Sono le solite due squadre ad affrontarsi. Oggi ne parliamo con Aja Volos, la nostra mitica palleggiatrice. Eccola. Per me mi aspetto una partita dura, lunga, ma anche piena di grandi belli emozioni e bello pallavolo soprattutto. È così, giocare con Igor non è sempre mai facile, quindi mi aspetto una partita lunga, come ero anche l'anno scorso, ma comunque noi ci sentiamo forte, ancora possiamo migliorare tanto, quindi adesso questa settimana per noi è anche grande vantaggio allenare finalmente altra settimana insieme, tutte insieme, quindi io non vedo l'ora di iniziare a giocare questa partita. Il volley femminile è sempre più spettacolare, sempre più amato dal pubblico, ci si aspetta un Palaverde pieno, 115 paesi collegati. Sì, ogni anno la Lega italiana secondo me diventerà ancora più forte. Secondo me adesso un campionato più forte dell'Europa sicuramente, perché ci sono 5-6 squadre veramente forti, ma anche altre sono pericolose. Sì, mi aspetto Palaverde pieno come sempre praticamente. Secondo me anche i tifosi fanno un bel spettacolo per tutte le due squadre comunque, perché è bello giocare in palazzetto pieno, secondo me per ognuna giocatrice è meglio così, quindi sì, mi aspetto così. Novara e Imoco saranno ancora loro a giocarsi lo scudetto oppure ci sarà qualcun altro? Secondo me in quest'anno in campionato può succedere tutto, ma dai, speriamo, forse sarà come si dice, revenge. Sì, quindi noi adesso veramente per noi un obiettivo è una partita importante, vogliamo prendere questa Supercoppa a casa perché ci sono i nostri obiettivi, non sono arrogante dire che vogliamo vincere, ma questa squadra era costruita per vincere, quindi noi facciamo tutto di portare la Coppa a casa. E a proposito di Coppa, eccola qui la Coppa, non la sentiamo in questo stralcio di intervista, magari la riprenderemo. Ha promesso Aja che insomma, se dovesse vincere Conegliano farà un'altra foto di questo tipo con la Coppa, l'ha anche controllata, insomma ha detto sì, può essere che si possa fare. Va bene, ce lo auguriamo, se lo augurano tutti i tifosi dell'Imoco Volley Conegliano. Lasciamo il volley femminile, in questo caso passiamo al rugby maschile. Benetton Pro 14 a Monigo contro l'Ulster, altra sconfitta
sconfitta per 15-10. Andiamo a sentire Alessandro Zanni. Vi ricordo che il rugby, almeno la Pro 14 per quanto riguarda Monigo e per quanto riguarda la Benetton, è in trasferta sudamericana, sudafricana, scusatemi, per le 2 partite che dovranno effettuare quelli della Benetton. Ma sentiamo che cosa ci dice Alessandro Zanni sulla sconfitta contro Ulster. 15-10, rimane un po' l'amaro in bocca per non averla chiusa nel primo tempo. Sì, sicuramente nel primo tempo non abbiamo concretizzato la mole di lavoro e le opportunità che abbiamo creato, e quindi facendola rimanere in partita a inizio secondo tempo abbiamo subito. Quando non sei cinico e passi praticamente quasi tutto il primo tempo nei loro 22 a creare occasioni e non metti punti sul tabellone, dopo la partita può girare, come è successo in questo caso. Quindi sicuramente è un passo indietro per noi, perché sicuramente è una partita che potevamo portare a casa, potevamo vincere, e invece l'abbiamo gestita non bene. Soprattutto non siamo stati cinici nei momenti essenziali quando eravamo dentro i 22. Quindi ovviamente rimane molto l'amaro in bocca, perché è un passo indietro, ecco. Lei hai accennato, insomma, qualcosa non è funzionato soprattutto in questo secondo tempo, al rientro soprattutto, subito. Secondo me sì, il primo tempo secondo me è stato un grosso problema, perché non siamo stati pazienti dentro i 22, abbiamo commesso degli errori e abbiamo fatto delle scelte sbagliate e dovevamo mettere più punti sul tabellone. Poi il secondo tempo, sai, quando ti ripeto li fai rimanere in partita, la partita può sempre girare, 2 episodi, loro non mi hanno segnato 2 mete e quindi ci hanno messo in difficoltà. E dopo abbiamo provato a reagire, però purtroppo non siamo stati lucidi, è stata più una reazione di pancia. Continuiamo a lavorare, gli obiettivi non cambiano, però ovviamente dobbiamo lavorare più duramente, capire che queste partite, se vogliamo essere la squadra ambiziosa, una squadra di vertice, dobbiamo vincerle. Puntavate, come avevate dichiarato sulla stampa, playoff con un bonus, però insomma... Noi puntiamo a vincere partita per partita, sappiamo che abbiamo un buon gruppo, che possiamo puntare in alto, però non possiamo fare una partita buona, poi 2 meno buone come è successo con l'Ester e oggi con Ulster. Dobbiamo sempre fare delle partite di alto livello. Questo non è successo nelle ultime 2 partite, dobbiamo capire il perché, lavorare e tornare ovviamente con i piedi per terra e pensare alle prossime 2 partite in terra sudafricana, che saranno fondamentali, perché sarà un grosso spartiacque del nostro campionato. E allora 2 partite in terra sudafricana, come diceva anche Alessandro Zanni, in bocca al lupo al Benetton. Allora andiamo a San Vendemiano, perché oggi presentazione del weekend del 17 e 18 novembre prossimo per la Corri in Rosa a San Vendemiano. Migliaia e migliaia di podiste e camminatrici di tutta l'età sono convocate, sono chiamate a San Vendemiano. A Conegliano e a San Vendemiano, donne protagoniste il 17 e il 18 novembre. Sabato all'Accademia di Conegliano al Teatro convegno sulla procreazione medicalmente assistita, domenica la corsa. E allora andiamo a sentire il nostro servizio che abbiamo realizzato con il sindaco Guido Dussin di San Vendemiano. Il risultato importante è quello che il mammografo è arrivato e soprattutto il numero di controlli è stato accertato, quindi in un modo esponenziale, ben oltre le aspettative. Poi noi siamo pronti per ospitare questo evento, che ormai è una tradizione, e quindi affiniamo sempre di più l'organizzazione. Quest'anno siamo proprio perfetti. Mostra di pittura, mostra di scultura, Sunway Tower, pista illuminata in rosa, tutto il villaggio di Natale già preparato con la ristorazione appunto tutti i nostri locali del paese, tutta la città che è addobbata, siamo a posto. Lei ha lanciato poi anche questa sorta di sinergia, di collaborazione, insomma, voluta, cercata e non solo parlata. Sì, la collaborazione col territorio la cercherei in senso più ampio. Vedo che ancora viviamo di piccoli campanilismi o piccole rivalità, piccole beghe. Noi ci siamo dati un indirizzo, una specificità che è il ghiaccio. Prima o poi arriveremo al paraghiaccio, quindi quello vero. Spero che poi si capisca che c'è una realtà che è già cresciuta, è l'11° anno di ghiaccio a San Damiano, e quindi
società sportiva, corsi per le scuole, tanta attività a sostegno durante i fine settimana per la famiglia, quindi ci siamo. È bene che ognuno coltivi delle sue specificità. Una buona Corri in Rosa già fin d'ora, mi hanno garantito che saranno anche le autorità regionali, quindi sicuramente spero ci sia anche Luca Zaia che viene qua con noi a festeggiare, se non ha impegni mi ha già garantito che ci sarà. E poi dall'alto guarderemo la Corri in Rosa magari con la nostra bandiera amata del Veneto, quindi saremo pronti ai 30 metri a guardare questa corsa e quindi anche a fotografarla. Tante novità per questa Corri in Rosa, ne parleremo domani, nei prossimi giorni, anche con la prossima settimana naturalmente, perché sono tante le novità da raccontarvi, da dirvi. Avevamo fatto gli auguri, magari li riprenderemo, perché voleva essere il primo Guido Dussin a fare gli auguri di Buon Natale a tutti gli ascoltatori, i telespettatori, e glieli abbiamo fatti fare. Bene, andiamo a chiudere, saremo con voi domani, solita ora, 19:40 sul canale 95 di Caffè TV 24, prendetevi nota, 19:40, Caffè TV 24, digitale terrestre, mentre web radio, web TV, per quanto concerne la possibilità di rivedere tutto on demand, www.venetoglobe.com. A tutti voi, buona serata.